Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo per i maschietti, perché alcune volte alcuni maschietti, proprio perché pensano di essere in un'era in cui si vive di possesso, fanno dei grandi errori di valutazione che poi vi pagheranno per tutta la vita. E allora il vostro Marietto ha deciso di fare una pillola in tale direzione, ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove alle 20:30 del lunedì su Telegram, nel gruppo degli arcieri Bertoldini, Hildegarda Marietto Veneziano, coadiuvato da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. I link li trovate qui sotto in descrizione. Bene, iniziamo un po' a parlare di questo tema un po' particolare. Di solito parlo sempre dalla parte femminile, oggi parlerò dalla parte maschile, perché purtroppo viviamo in un'era in cui ci sono tantissime anime giovani e qualche anima antica su questo pianeta, e questi maschietti, in questo caso qui, non hanno ancora capito che noi ci nutriamo di desideri e quindi siamo facili a essere stereotipati, a essere programmati e non di possesso. E alcune volte capita che qualche anima giovane è così tanto fortunato e benedetto dal suo karma che incontra una donna che lo ama. Questa donna che lo ama fortemente dà tutto il suo tempo e tutte le sue energie, perché ha una maturità emotiva importante, ma questa persona, il maschietto, non si rende conto di questa, come si suol dire, grazia di Dio, e pensa che questo sia una cosa naturale che trova in tutte le persone, in tutte le donne soprattutto. Poi magari trova questa donna che ama, che ha una fortissima autostima, un'indipendenza ed è molto passionale. Queste qualità di una donna sono delle qualità importantissime, perché dà il suo tempo, dà le sue energie. E alcune volte questi uomini pensano che, come si suol dire, una cosa del genere, queste qualità si trovano in tutte le persone. Ma il problema è che, come esistono i maschietti con l'idea del possesso, no? Esistono anche le femminucce con questa idea e si nutrono anche loro di desideri. Quindi il problema cos'è? Che quando un uomo trova una donna che lo ama, che ha una maturità emotiva importante, che ha una bellissima autostima di se stesso, un'indipendenza sia economica che di qualsiasi altro tipo, che insomma riesce a gestirsi ed è passionale, non deve assolutamente lasciare quel gioiello, perché purtroppo potrebbe cadere in altre mani. Quindi quando voi incontrate una persona che dà tutto il suo tempo, tutte le sue energie a voi dovete pensarci bene 2, 3, 4 e anche 5 volte prima di fare il cambio, perché molte persone purtroppo, magari proprio per la sua qualità animica ed essendo un pochettino, come si suol dire, giovane, troppo giovane, magari che non ha esperienza, pensa che tutte le persone siano con quelle qualità. E allora purtroppo cosa succede? Col tempo, se lascia questo amore destinato da Dio a lui, potrebbe capire che dentro di lui ha fatto qualche errore. Però purtroppo cosa succede? Che la persona che viene lasciata andrà in cortocircuito proprio perché ha dato tantissimo amore emotivo e ha anche una forte autostima, e quindi quella persona che verrà lasciata creerà un blocco e andrà in cortocircuito e non ne vorrà più sapere. E questa persona qui che ha fatto questo errore falso, questo errore un po' dettato da queste mode, a quel punto lì si renderà conto di essere, come si suol dire, in difetto, e cercherà sempre una persona con quelle qualità. Naturalmente di queste anime gentili, di queste anime eleganti, di queste anime estetiche non è che ce ne sono tantissime, ce ne sono tante sicuramente, ma non tantissime, e quindi dopo vivrà un senso dell'abbandono affettivo. E questo, caro maschietto, te lo devi
tenere ben presente che quando trovi una persona con una maturità emotiva che ti ama all'impossibile, che ti ama senza limiti, te la devi tenere stretta perché è un'anima rarissima. Il vostro Marietto, come sapete, ha messo nel suo canale dei circuiti che aiutano come si suol dire, ad attrarre l'abbondanza, ma anche l'abbondanza sentimentale. Quindi vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di andare a cercare nel canale del vostro Marietto le pillole che aiutano con dei circuiti radionici ad avvicinare l'anima gemella, che vi darà sicuramente queste qualità che fondamentalmente cercano tutti gli uomini. Quindi voglio ricordarvi che noi ci nutriamo di desideri e alcune volte alcuni desideri sono stereotipati, cioè sono indotti dal sistema, e il sistema, come vedete, sta traballando. Quindi dobbiamo cercare dentro di noi di creare una luce, una fiamma, un terreno che altre persone non ci riescono a condizionare. Cari amici, il vostro Marietto ha detto tutto. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Gara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.